Pasta e piselli sì, ma asiatica. Sarà come un curry verde thailandese. Lemongrass, peperoncini di fiume, cipollotto nocerino, una punta di peperoncino verde piccante, zenzero, prezzemolo al posto del coriandolo onnipresente e una buccetta di lime. Un goccino di olio vegetale, padella calda, olio caldo non troppo. Cominciamo a mettere i nostri ingredienti. Li faremo sudare per tirare fuori l'odore, un pizzichino di sale, un goccio d'acqua, mettiamo tutto in un bicchiere, frulliamo. Questo è il nostro curry finito, filtrato, passato a chinois dopo averlo passato al pimer e sarà la base della cottura della nostra pasta e piselli diversa. Nel frattempo che l'acqua bolle, un po' di cipollotto base in padella con un filo d'olio, facciamolo sudare ma non bruciacchiare. È arrivato il momento dei piselli, acqua bolle, buttiamo la pasta. Aiutiamo i piselli e il cipollotto a cuocere con un po' di acqua di cottura della pasta. Un mestolino di latte di cocco, lo facciamo stringere, facciamo cuocere, facciamo addensare. Scoliamo la pasta, noi siamo pronti, andiamo ad impiattare. Mettiamo qualche tubetto di pasta per ingannare il palato, qualche goccio di olio piccante, una leggera grattugiata di lime e con latte di cocco, come per un cappuccino, una montata tutto attorno, qualche goccia di succo di lime. E mentre sto via in Thailandia con la pasta e piselli, fate i bravi,